Ben ritrovati cari telespettatori. Allora, la nostra prima intervista con diversi ospiti qui in studio vuole approfondire un progetto, ne abbiamo già parlato, dovreste già conoscerlo, se ci conoscete, ci frequentate, sapete di cosa parliamo, ma noi diamo per scontato che invece non sappiate nulla. Questa volta partiamo da un'iniziativa che si è verificata recentissimamente, andiamo al Festival del Cinema di Venezia, dove troviamo uno spazio del Consiglio regionale del Veneto, dove partecipano vari progetti molto interessanti, tra cui anche il progetto Mestieri all'Opera, che non è solo un progetto, lo sapete benissimo, ma coinvolge tante entità, coinvolge l'arte, coinvolge la cultura, coinvolge le imprese del territorio e poi naturalmente anche le attività produttive e commerciali. Ci sono i presidenti, c'è una cantante lirica, c'è tanto altro ancora. Allora, vi presento i nostri interlocutori e poi capirete bene perché questa volta vogliamo iniziare proprio dal Festival del Cinema di Venezia, che è un evento importantissimo di lancio, è un punto di partenza, non tanto di arrivo, anche se, visto che il tanto lavoro che ci sta alle spalle, è anche un punto di arrivo. E allora, ben arrivati qui con noi Elisa Cavinato, consigliera regionale, grazie di essere qui con noi in studio e capirete perché è importante la consigliera Cavinato. Silvia Marangon, presidente di Mestieri all'Opera, ben ritrovata. Grazie, buonasera a tutti. Stefania Miotto, immancabile cantante lirica, la cantante lirica con la L maiuscola, con i suoi belli occhialoni in testa, ben arrivata. Buonasera a tutti, amori. Eccola. Eccomi E allora qua. la riconosciamo, la riconosciamo, bravissimo. Dall'altra parte, dopo torneremo nuovamente alla mia destra, ben arrivata Daniela Baraldo di Assioma Service SRL, broker assicurativi, sì. E le assicurazioni adesso sono fondamentali, bisogna assicurarsi tutto perché esatto. Con quello che sta succedendo. Accompagnata e supportata, chiedo alla regia, alla mia destra abbiamo Silvia, manca Pasquale e Marco Pivato che sarebbero altri due partner di questa iniziativa importante, ben arrivata. Grazie. E poi partiamo di nuovo, abbiamo Roberto Coliotassis della Staffilo Organic Wine con Patrizia Sant, grazie di essere qui presente, che è uno dei soci della Staffilo e la vediamo alle spalle, alle sue spalle, e Patrizia Sant che diciamo che è l'anima creatrice di questa azienda, grazie anche a lei di esserci qui. Allora, partiamo con il nostro video perché da questo capirete tante cose. Un bel applauso. Allora, Associazione Mestieri all'Opera, Like in a Film.
Io direi di partire proprio così, consigliera. Che cosa è successo? Vediamo il percorso, perché questa associazione che ha fatto questo progetto ha agganciato a sé territorio veneto e quindi il Veneto è entrato in Consiglio regionale del Veneto. Ci racconti? Allora, qualche tempo fa, la prima ondata di Covid forse, ho conosciuto Stefania ad un evento qui a Padova e mi ha presentato questo progetto che era in fase embrionale, comunque all'inizio, e mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto perché si parla di cultura, si parla di Veneto, si parla di lavoro. E ho detto perché non lo portiamo a Venezia, che è una vetrina internazionale, per farlo vedere e comunque per esportarlo anche volendo al di fuori di Padova. E così è stato. Noi abbiamo uno spazio Regione Veneto all'interno dell'Hotel Excelsior al Lido, dove presentiamo quelle che sono degli eventi, delle iniziative particolari. E niente, ho voluto portarla lì per dargli lo spazio che merita questo progetto. Mi è piaciuta la sua intraprendenza e vedo che comunque ha un buon seguito e spero che si allarghi molto. Che cosa vuol dire? Cosa significa per un progetto come questo partecipare a un evento come lo spazio istituzionale della Veneto Film Commission, quindi della Regione Veneto, al Festival del Cinema di Venezia? Perché tanti nei tempi passati un po' avevano anche, tra virgolette, denigrato, no, Venezia, portando poi a Roma il Festival del Cinema, però Venezia resta Venezia, adesso si è rilanciato moltissimo e forse non si è data mediaticità e forse la giusta anche visibilità allo spazio regionale, che invece proprio porta in luce il territorio della nostra certo, sì, vengono presentati progetti che sono legati al territorio e quale più di questo poteva rappresentare quello che viene fatto qui in Veneto. E soprattutto la gente del Veneto, i commercianti, tutte le persone che lavorano e che comunque hanno il territorio nel sangue. Ecco. A lei che cosa è piaciuto in modo particolare? Cosa ricorda anche di un'esperienza? Perché comunque è sempre un'esperienza. Lei è tante volte che c'è andata lì al Festival di Cinema, nello spazio della Veneto Film Commission, in tutto. Però ogni presentazione, ogni gruppo che lei prende a cuore ha una sua tipicità. Questo in modo particolare che cosa le trasmette? E il fatto che ci fosse l'arte, io l'ho legato subito al Festival del Cinema, infatti Stefania è una cantante di successo, questo lo sappiamo, la conosciamo molto bene e devo dire che quella è una vetrina ideale, l'ho pensata così, ecco, quindi l'ho vista, l'ho interpretata lì, ecco. Cos'è, un punto di arrivo o un punto di partenza? No, sicuramente un punto di partenza. Quindi è importante anche partire da qua, perché si parti già dall'alto praticamente. Certo, sì. Quindi è importante. Dopo torneremo con lei, consigliera. Silvia Marangon, abbiamo visto queste immagini, raccontiamo ai nostri telespettatori perché hanno visto tante persone, alcuni hanno già individuato chi poi si fisionomista, ma c'era lei, c'era lui, qui abbiamo solo, è una prima puntata, ci saranno 8-9 capitoli perché sono tante le persone coinvolte. Chi c'era a questo evento, quali state dietro le quinte? Allora, c'erano praticamente quelli che noi abbiamo individuato come possibili nostri partner proprio, perché li abbiamo cercati, abbiamo cercato delle eccellenze che a noi proprio davano fiducia, li abbiamo conosciuti, siamo andati proprio a vedere, e poi racconteremo anche dei piccoli aneddoti bellissimi, e abbiamo voluto mirare proprio quello che noi cercavamo, cioè le cose del nostro territorio che sono meravigliose. E questo è il nostro intento, tant'è che, ricollegandomi a quello che diceva Elisa, noi al rientro abbiamo avuto un sacco di richieste fuori Padova e anche fuori Veneto. Per cui quello che mi piace in questo preciso momento è riuscire anche a portare fuori dal territorio, cioè il nostro territorio fuori anche del Veneto. Perché abbiamo un sacco di eccellenze, cioè, forse noi non ne conosciamo proprio per niente, ma più andiamo avanti con questo progetto, più ne scopriamo ed è questo il bello della cosa. Consigliera, perché un po' è tipico del Veneto non parlare di se stesso, ci sono territori che che parlano di più, per carità, altri di meno, però si tiene tutto, si fa tantissimo ma si comunica poco, no? Sì, altri territori parlano tanto di sé, abbiamo visto... Non faccio altre regioni, non menziono altre regioni. No, sicuramente il Veneto ha bisogno di essere comunicato al di fuori, sì, perché abbiamo tanto, facciamo tanto, abbiamo tanto da dare. Sì. Cantante lirica,
Il canto introdotto affiancato alle aziende, questa è la novità, perché secondo me la cosa distintiva, poi lo vedremo nelle altre puntate, l'abbiamo già visto anche nelle scorse edizioni che poi sono andate anche in replica, ma voi le potete vedere anche sul web, quindi vi consiglio di andare a cercare questo progetto e vedere anche gli altri video che sono stati girati. Portare il canto che è un po' particolare, che è un po' di nicchia, che non è alla portata di tutti comprenderlo, a contatto con le realtà produttive. È una sfida, è una proposta, è una provocazione però anche, non di poco conto. Sì, anche, detto giusto, anche un po' una provocazione forse. Soprattutto come è stato presentato. Sì, sì. Perché comunque arte e commercio sono unite, comunque il canto lirico caratterizza un po' quello che è la cultura della nostra Italia, ma il Veneto anche in particolare, quindi io come cantante lirica tengo proprio il mio canto e lo porto in posti che magari insomma sì, assolutamente inusuali, perché ho cantato anche, vedrete insomma nella fabbrica, piuttosto che nel negozio, piuttosto che nella sala, insomma in posti per dire cosa? Che comunque anche il canto, l'opera eccetera, se è per tutti, ecco, fondamentalmente questo. Che arte e commercio sono strettamente collegati, che il personaggio della cantante lirica, che è ironica, a volte irriverente, a volte insomma lei diciamo più la provocatrice, quella che magari dice la parola in più, che però porta il sorriso, ecco questo, quindi quello che si è voluto fare è mettere in evidenza le eccellenze del territorio, far conoscere anche il canto e il canto classico e portare un po' anche di sorriso, permetti questo termine, leggerezza, ma ecco, inteso in questo senso, insomma ne abbiamo un po' bisogno. Ecco. Bravissima, Silvia Marangoni, Presidente, leggerezza che ci voleva nel periodo del Covid, adesso ci vuole di nuovo. Ne stavamo parlando sì. prima fuori onda, purtroppo cioè, ci tocca di nuovo, sembra quasi i cicli ricicli. Sì, esatto, da quando ci siamo viste nella precedente edizione è proprio stato così. In effetti noi cercavamo di gioire in quelle trasmissioni, portando appunto, per quanto ci riguarda, un po' di sorriso. Ingenuamente. Adesso dobbiamo fare un valore aggiunto notevole proprio per cercare di essere ottimisti, anche se di ottimismo in questo momento non ne vedo, ma ne usciremo, come siamo usciti da un sacco di cose, usciremo anche da questo, e lo spero. Ecco, e proprio per questo, e nonostante questo, noi quando siamo andati a proporre proprio il nostro progetto, che alla fine l'abbiamo fatto nel mese di agosto, per cui non è che ci fosse questa c'era la voglia di star bene, la voglia di stare fuori, la voglia di vivere, di tornare a vivere, ma comunque c'era già la parvenza un po' così. Nonostante questo, ecco, volevo precisare che chi abbiamo avvicinato non ha esitato, proprio per quello che abbiamo appena detto con Stefania, cioè come ti poni, cosa porti e il messaggio che dai a chi fermala, messaggio che dai, questa mi dà. Allora, onore alle donne, però prima c'è un messaggio che voglio proprio capire. Allora, Roberto Cagliotassis con Patrizia Sante, però si sono dovuti dare a scegliere la parola, stavolta è portavoce lui, magari un'altra volta sarà la moglie. La moglie, no? Quindi, famiglia, dai, la famiglia. Il messaggio, a me piace, proprio ho preso il gancio che mi ha dato la Presidente, perché la Staffilo è un'azienda che porta avanti un progetto, un credo, una filosofia, ed è questo un po' l'aspetto distintivo, oltre alla qualità e tutto, non possiamo far assaggiare i nostri telespettatori il vino, dopo ci spiegherete come fare per assaggiarlo. E quindi Staffilo che cos'è? Come nasce? Come l'avete fatta nascere? Staffilo è un'azienda familiare che ha un principio molto forte, il quale è nella valorizzazione del biologico, cioè crede fermamente in questa innovazione, chiamiamola, che ormai non è più un'innovazione a livello del mercato, il biologico comincia a coprire in maniera generale un buon mercato, però quello che è fondamentale è trasmettere ai clienti un messaggio, il quale deve essere un messaggio positivo, di certezza, di sanità, di bontà, di qualità, di tutela per il cliente, per il consumatore. Questo il biologico te lo garantisce, perché ti permette di avere un minore impatto con l'ambiente, okay, al di fuori del solito trattamenti convenzionali, i quali utilizzano pesticidi, diserbi, oppure
altre tipologie di prodotti chimici e impattare sull'ambiente. Invece noi utilizziamo molto di più lavorazioni manuali, meccaniche e tutto quello che è consentito, che proviene dalla natura, concimi naturali, come... Prego. La vostra azienda quando è nata? Nel recente? La famiglia, questo progetto ormai noi lo portiamo avanti da 15 anni. Quindi non è tantissimo. No, non è tantissimo, che siamo vocati al biologico. Come famiglia di produttori vitivinicoli, ancora dei nonni, diciamo. Cioè, abbiamo una bella storia. C'è stato quindi un passaggio, un elemento, certo, un passaggio abbastanza epocale. E ce ne sarà anche un altro perché abbiamo il figlio che fa enologia, pertanto... Volevo chiederlo infatti, volevo chiederlo del figlio noi che segue le siamo orme. già al terzo, quarto diciamo, passaggio, però questo fa piacere perché quando il territorio ti riconosce e ti valorizza queste tue situazioni che stai portando avanti, ti gratifica, non solo da un punto di vista economico, perché al giorno d'oggi con il vino ce ne abbiamo in Italia aziende vitivinicole moltissime, però non ci possiamo assolutamente lamentare perché il prodotto riesce bene, è buono. Volevo chiedere questo, è buono, perché ancora legato a quelle parla di 15 anni fa, quando è nato, più o meno 20 anni fa, insomma il biologico nel vino si è presentato al pubblico, diciamo, e non aveva una qualità elevata, però tu credevi nella bontà della cosa, dicevi, beh, insomma, tanto non mi fa meno male di altre cose, mi fa bene, che a seconda delle situazioni, di quel che uno prendeva col biologico, però non si riusciva a raggiungere un'alta qualità di prodotto e di quantità anche di prodotto. Soprattutto. Proprio per far cultura anche del vino. Adesso a che punto siamo arrivati? Perché il vostro è qualitativamente elevato. Sì, allora, ripeto, quello che ho ripetuto prima in un certo senso, attualmente nel mercato il biologico copre soltanto l'1%. Esatto, pochissimo. Sembra che sia tantissimo perché lo si trova nei scaffali, però voglio dire l'1% sembra in proporzione poco ed in realtà è poco, però i passi che possiamo fare sono tantissimi ancora, soprattutto perché noi in Italia non lo abbiamo ancora così molto appreso il biologico come lo apprendono i paesi nordici, per esempio Norvegia, Svezia, Olanda, l'utilizzo è del 90% del biologico. Sì. Tu se esporti solamente, anche perché loro hanno un monopolio, quindi gli acquisti vengono fatti dal monopolio, non è fatti individualmente. Questo non sapevo, cioè un'ignoranza per i motivi alcolici. Ecco, quindi questo è importante. Poi chiedo un'altra cosa, diamo due numeri e l'allocazione. Dove si trova la vostra azienda? Quanti ettari di superficie? Quanto producete in termini di litri? Numeri, lo so, se i numeri sono freddi, però dai, ogni tanto per anche i numeri sono un po' relativi, però noi siamo a Torre di Mosto, provincia di Venezia. Provincia di Venezia, diciamo nelle vicinanze di Caorle. Difatti stiamo realizzando un punto vendita con un enoturismo dove il cliente può venire a fare gli assaggi e sulla strada che porta a Caorle da San Donà ci si passa davanti per forza. Quindi l'elemento salino dell'aria, il vento, la terra che ha già anche dei sali minerali dei cose particolari, una sapidità, una cosa particolare. Quindi vi giovate anche di questa situazione. E come numeri noi abbiamo un'azienda discretamente importante, siamo sui 70 ettari, tutti vocati a biologico, molto impegnativi perché fare biologico è veramente una missione al giorno d'oggi perché i tempi di lavoro in campagna sono il doppio di quello che uno può fare in una coltivazione convenzionale. Doppio, questo è importante. Hai detto una missione, mi piace questo termine. È una missione veramente molto impegnativa. Ecco perché è stata scelta, perché fanno del lavoro una missione, non è una cosa da poco. Complimenti, veramente. Grazie. Allora, adesso devo andare in pubblicità, poi vediamo la missione invece anche i broker assicurativi. In certi ambiti è proprio una missione. Andiamo in pubblicità, torniamo tra pochi secondi, ci rivediamo, restate con noi.